Allora, siamo al Politi, ora vi siete trasferiti nella sede staccata del Foderà, mi riferisco alla sede del via Matteo Cimarra, ma ancora continuano le proteste. Ecco, brevemente e sinteticamente qual è la situazione oggi e cosa chiedete? Allora, noi viviamo una situazione che ci vede divisi in 3 sedi, noi del Politi, e chiediamo una sede, la terza sede, che è quella dell'ex Majorana, che sia messa in sicurezza e che ci permette di svolgere regolarmente le nostre lezioni. Tra l'altro ci troviamo qui al Foderà, dove abbiamo delle classi vuote che non sono state date in gestione al Politi, e quindi chiediamo sicurezza e la disponibilità. Quindi voi chiedete sostanzialmente che tutte le sedi distaccate del Politi vengano raggruppate al Foderà in quanto c'è spazio. Al Foderà, perché c'è spazio. Ecco, ma chi decide questa allocazione? Questa è la provincia, sono i funzionari della provincia, il commissario, che quindi dovrebbe prendere una decisione, ma una decisione da prendere una volta per tutte, nella possibilità che noi docenti, gli alunni di questa scuola possano usufruire al meglio del diritto allo studio, ma il diritto allo studio in sicurezza. Non possiamo continuare a vivere in questo modo. La scuola ha fatto tanto, i dirigenti che nel corso degli anni si sono succeduti in questa scuola hanno fatto tanto, ora c'è bisogno di sicurezza. Ecco, sentiamo il parere di una ragazza. Salve. Allora, nome e cognome, gentilmente. Giulia San Filippo. Allora, Giulia, continua la protesta sostanzialmente. Frequento questa scuola da 5 anni ormai, diciamo 6, frequento questa scuola da 6 anni e viviamo in uno stato incerto, non abbiamo sicurezze, non abbiamo nessuno che ci ascolta, non l'abbiamo mai avuto. Adesso ci stiamo manifestando perché siamo stanchi, perché siamo stufi. Abbiamo vissuto in una scuola dove non possiamo andare in bagno, non c'è il bagno per noi, non c'è il bagno per le persone disabili che ne hanno veramente bisogno. Non possiamo manco usufruire della palestra, dobbiamo stare 5 ore nella nostra classe senza fare niente, senza poter fare niente, perché ci viene vietato, perché nessuno ci ha mai voluto aiutare. Adesso che stiamo manifestando per noi stessi. Noi abbiamo vissuto finora con dei tetti incerti, con dei tetti che appena arrivava un po' di pioggia si gonfiavano, c'erano veramente dei problemi, delle problematiche che vanno risolte, e io non dico che vanno risolte andando contro la legge, andando contro la scuola, andando contro la preside, ma andando per i nostri diritti, salvaguardare i nostri diritti. Abbiamo bisogno che qualcuno ripara ciò che c'è da riparare, non possiamo stare nella nostra classe a aspettare che qualcosa ci crolli, che qualche compagno si faccia male, ma soprattutto i professori, perché vivono in questo stato anche professori, non viviamo nello stato solo noi alunni. C'è bisogno di essere protetti, perché se io vado a scuola per imparare, per capire qualcosa, ma perché devo stare in un luogo sicuro? Io ho bisogno di sicurezza, come ho bisogno dello studio, io ho bisogno della sicurezza. Salvatore Ferri. Allora, sinteticamente, diciamo, continua la protesta, ma avete avuto solidarietà da parte di altri vostri colleghi, di altri istituti? Sì, altri istituti sono venuti qui a manifestare, a supportarci con noi, tipo l'IPIA, come il Nicolo Gallo, gli studenti dell'IPIA, e diciamo che ritengono anche loro, come noi, che sia indispensabile avere una scuola sicura, delle classi, uno spazio libero dove fare palestra e fare la ricreazione, anche avere dei bagni liberi in tutti i piani e sicuri sia per i disabili, perché ci sono più di 12 disabili nel nostro plesso, e comunque sono diciamo, importanti, perché non sappiamo come fare. Non sappiamo dove studiare, quindi stiamo continuando la protesta per fare il più possibile. Ecco, la conclusione al segretario Buscemi: continua la protesta, ora andrete in corteo. Ecco, sostanzialmente qual è la situazione? Si parte dal sopralluogo dei Vigili del Fuoco, i quali hanno messo su carta che non possono escludere il ripetersi di questi eventi che mettono a serio repentaglio la salute dei docenti, dell'apparato scolastico, dei ragazzi. Il dirigente scolastico ha chiuso, oltre a delle aule, anche 4 bagni su 6.
l'aula degli insegnanti non esiste, hanno ritagliato un posto nei corridoi. Noi abbiamo qui 12 disabili, tantissimi di essi purtroppo disabili gravissimi, solo 3 a piano terra e gli altri 9 nei piani superiori si ritrovano senza un bagno nel loro piano. Hanno chiuso anche la palestra, hanno chiuso anche gli spazi liberi dove si faceva la ricreazione. Va da sé che è una situazione vergognosa, quindi chi di competenza deve farsi carico di dare una soluzione seria, credibile, decente, preso atto che noi abbiamo anche istituti che da anni, troppi anni, chiusi. C'è una classe dirigente che in questi ultimi 10 anni si dovrebbe vergognare di quello che non ha messo in campo per recuperare tutti questi istituti che per una ragione o per l'altra sono chiusi. Oggi noi ci spostiamo con questo corteo di tutti questi ragazzi che davvero va fatto un elogio perché c'è la presenza non solo dei ragazzi del Majorana che sono vittime di questo disastro, ma stamattina si registra una cosa meravigliosa, la presenza di ragazzi di altri istituti che per solidarietà stanno partecipando alla protesta. Noi ci spostiamo al prefetto perché è rimasta una delle poche istituzioni serie, credibili, che affronta i problemi, non nasconde la polvere sotto il tappeto. Allora chiederemo al prefetto di mettere in campo un tavolo di incontro con il commissario del Libero Consorzio che porta la responsabilità di garantire la sicurezza di questi locali, con il dirigente che non ha una situazione molto facile, perché poverina costretta da un lato a decidere se interrompere le lezioni o assumersi personalmente la responsabilità che qualcuno si faccia male. È una situazione davvero difficile laddove bisogna trovare la risposta la migliore possibile.